dal track dove ci ha raggiunto più in forma, scintillante che mai, e direttamente dal palco Irene Fornaciari, bentornata! Ciao Irene! Ciao a tutti! Allora, grande momento per te questa sera come sempre, però insomma, grande successo ovviamente e grande affetto del pubblico. Sì, ma devo dire stasera particolarmente, perché erano molto molto caldi, tanti ragazzi davanti che saltavano insieme a me e come E dicevo poi prima... gli hai detto siete pronti a fare un po' di rock, gente! Ho sentito l'entusiasmo proprio, insomma il grido del rock Sì, che in hai dentro di te. in realtà il segreto è che quel grido lì a me serve per calmarmi un attimo, Ah. sono sempre agitatissima, no? Quando salgo sul palco, allora devo sfogare un po' l'adrenalina e quello è il mio modo per... Ecco, segreto ormai svelato. È svelato, vabbè, vai. Però vedo che carica anche la gente, quindi Come no? è No, una per cosa, forza. no? Stavamo dicendo qua che hai un sacco di sfaccettature, tra cui quella del rock and roll, proprio che ogni tanto, che tu comunque sì, sei sola, hai tutta una profondità, e anche delle volte un po' funky, però ogni tanto ti viene fuori questo artiglio. Ogni tanto sì, dai, ma vedete, io adoro il solo, appunto il rhythm and blues, ma adoro i Deep Purple, capito? Led Zeppelin, che Quando si parla di rock con la R esatto. proprio non maiuscola, così insomma, ne parlavamo anche l'altra volta appunto del duetto di quest'anno di Sanremo, ma che poi si sente che un po' nelle tue corde ci sta anche questa parte. Sì, più che altro mi piace tirare fuori le mie varie sfaccettature, no, del mio carattere. Io nel giro poi essendo molto lunatica, no? Così è. Sì, cioè riesco a essere nel giro di 5 minuti molto dolce ma anche molto antipatica, capite? Quindi Nel cerco di frattempo, tirar fuori questi gingilli che sentite sono scusate, quelli... sono È una io guerra, che perché sono- tra i miei campanelli e i suoi L'incubo. bracciali ci piacciono però. Siamo fatte così, siamo donne, cosa devi fare? Oltre alle gambe c'è di C'è più, di qualcuno ci sono i diceva. bracciali, esatto. Senti, invece questo stile che ti piace anche presentare un po' etnico, parlo anche visivamente, no? È quello che senti più nelle tue corde, ancora nel tuo stile. Sì, devo dire anche, sai, io amo, si sa, ormai si è capito, no? Amo gli anni 60, gli anni 70. Ma giusto un quindi, pochino, un attimo. Sì, un ciccinino. Stasera mi ha si sto dice, no? spolverino tutto brilluccicoso che è uno spettacolo, ragazzi. Poi sai che i vestiti se li faceva da sola lei, no? No, da sola. Mi fa mia sorella. Ah, però Davvero? tutto in famiglia? Ma ancora adesso? Stasera però le ho fatto le corna, non posso dire di chi è. Beh, Vabbè, si vede. Si capisce un po' la marca. Tutte Esatto, queste righe colorate un po' esatto. si intuisce. Ringraziamo anche Ottavio Rosita che per la gentile concessione. Però tutto sapete, come siete informati, Vabbè, ma è ragazzi. talmente bello, insomma, come sempre. Irene in grande forma. Quali sono i prossimi progetti? Che fai in questo periodo? Cosa Guarda, farai? sono sempre in giro con la mia band, il 10 ho una serata, no, l'8 sarò a Padova per la notte bianca, Ok. notte rosa, scusate. Notte rosa, ok. Ma E comunque poi sarà vabbè, bene. il 10 ho una serata invece in provincia di Foggia, poi anche il 14, no 13, 14, sempre in giro sono con la band e poi da ottobre comincio a scrivere i pezzi nuovi per il nuovo disco. Che C'è bello. da darsi da fare, perché sennò qui... Questo disco sarà un grande mistero. Già il precedente, insomma, sei gloriata di questo titolo, nel senso di questo grande singolo. Qual è tra i singoli di questo ultimo album che hai già pubblicato che ti senti più legato? So che non si fa sta domanda, che so che Però la curiosità è donna, del resto è tu, ne però approfitti. per esempio insomma qualcosa di scritto anche di Enrico Ruggeri, come dicevi prima, e qualcosa di anche così per la collaborazione importante, oppure magari qualcosa che ti sei sentita più tuo, che è proprio il tuo autobiografico. Guarda, ti dico, il mio pezzo preferito, vabbè, il testo che preferisco è chiaramente Grande Mistero, perché Davide Van der Frost ha scritto quel testo proprio per me, nel senso abbiamo fatto una chiacchierata, una Sì, sera ne ci siamo messi a parlavamo parlare l'altra della volta. vita, no? Così. E beh, uno allora ha insomma- scritto questo Sì, no, testo. ma raccontalo pure, una sera vi siete trovati? Sì, ci siamo, no, in realtà io ero ospite in un suo concerto a Genova e la sera poi siamo andati al ristorante e abbiamo cominciato a parlare insomma di questa ansia, no? Come dicevo prima, io sono molto ansiosa, no? Di queste fragilità che abbiamo Guarda, se dentro. vuoi hai tuo no? fratello gemello, Eccoli. va bene. Se parli di ansia, vai Che poi a tranquilla. livello di artisti è anche un po' un denominatore comune, perché altrimenti non si produrrebbe tutta questa Diciamo musica, di sì, no? diciamo che però c'è chi riesce a controllarla bene e chi invece Chi deve fare soffre un un grande pochettino. lavoro per controllarlo.
Vabbè, Vuoi cantarci Grande Mistero in dialetto laghi? Non so. no, non lo so, perché io ho imparato a memoria solo Yanez. Esatto. E questa te la potrei ricantare all'infinito perché Va bene. la so a memoria, proprio Ok. l'ho studiata a mo' di poesia, tipo, no? E la gente che le arriva al mar, per dire che l'estate che... Insomma, la so. Grande Mistero non lo saprei tradurre in lagheso. Ma era Vabbè, stato, tornando era al stato discorso scritto in di- dialetto, no? Era stato scritto subito in No, no, italiano. in italiano. Era stato proprio scritto per te Sì, sì, subito, sì, sì, esatto. un regalo grande. Però devo dire che il mio pezzo preferito è Il volo di un angelo. Perché è stato, diciamo, per fare questo disco ho fatto tipo una 70ina di provini, no? Però questo è stato uno dei primi pezzi che ho scritto. Ma è nata prima la musica o il testo? La musica, perché Sì. io di solito scrivo così. Prima scrivo la musica in finto inglese maccheronico, no? I don't wanna love you now. Tipo no, cioè non ha proprio senso. E dopo è stato invece scritto il testo da Enrico Ruggeri che ha messo la ciliegina sulla torta, cioè proprio una chicca sua. E quindi insomma, io ce l'ho il pezzo preferito ed è Il volo di un Oh, angelo. là, almeno una che lo dice, che a me sta roba che tutti fanno i diplomatici e dicono, perché sono tutte belle, a tutte ovviamente ognuno vuole bene, però ce n'è magari una che per qualche motivo così ti rimane un po' più nel cuore. Ma se penso per Sanremo lì che lei stava vicino a questo personaggio, uno a caso che suonava la chitarra, guarda. io- Ma ne abbiamo parlato anche l'altra volta, ma sempre ne parlavo prima qui mentre tu stavi cantando e dicevo, Che no, vi roba! ricordate che è stata secondo me Mamma, l'esibizione mamma. più bella di tutto il Sanremo, ma di tutto proprio, non solo dei duetti. Grazie. Beh, no, Generale, dai, cioè, sì, no, te l'abbiamo già detto, insomma, pazzesco. però è vero, è stato qualcosa di una levatura musica, ma di emozione proprio incredibile. Si è percepita da casa, figurati quelli che erano là, insomma, la fortuna che hanno avuto. Scusami, mi sono emozionato molto. L'anno prossimo andiamo a Sanremo? Far Ci che? sei? No? Non lo so, Non si nel sa. senso, io... Ci vorresti essere? più che Io altro, sempre essere- a Sanremo, Sì? sempre, ma perché voglio dire, è una vetrina veramente importante ed è anche una sfida con se stessi, perché il palco più difficile è Sanremo. Ma perché tutti Non i lo so, cantanti? guarda, cioè, non lo so. Perché come Deve essere cantare una nella cosa... cucina di casa tua? Perché sai che ti vede tua nonna, tua zia. Vedono tutti, poi penso che sia ormai nel DNA degli italiani Sanremo, capito? Cioè, è troppo un... Che per quanto in realtà lì il teatro sia piccolo, perché alla fine da casa, grandangoli e cose, però il teatro esatto, è molto piccolo, no? Sì. Però Non è c'è neanche una quello che... tensione. Esatto. Diciamo che forse è perché sai di essere a Sanremo 2 mesi prima, perché a diverso dicembre lo sai, no? E quindi cioè, tutti i giorni si ci pensi, no? aspettano. Ansiosa. Monta l'ansia, capisci? Quindi, insomma, io ci vorrei essere sempre, tutti gli anni. Va bene, no, Vabbè, anche noi se per torni noi, veniamo a trovarti, ecco, Dai, per fatta. il gusto di essere là se farai un altro duetto così e anche per sentirti ovviamente cantare lì. Voglio stare lì tra Giletti e Pippo, una roba così, in prima fila. L'anno prossimo chi c'è? Fazio, no? Bonolis, Fazio, chi sì, c'è? c'è Fazio Fazio. quest'anno, ecco. Fazio, sì. Ti vedrei con Che? Fazio sul palco, A far con che? questo capello così che è Sì, stasera. ormai sta scendendo, guarda, con l'umidità, sai com'è. Va bene, insomma noi ci auguriamo di ritrovarti ancora altre 1000 volte, attendiamo ovviamente qualsiasi tua nuova creatura, nuovo singolo con grande piacere e ti ringraziamo per essere stata con noi. E salutaci papà. E vabbè, cioè volentieri la famiglia. Ecco, anche la mamma, dai. Esatto, che Sì, povera, no. che tutti quanti, scusami. No, ma sai perché? Perché ricordo questa cosa perché insomma lei arrivò sul palcoscenico del Festival Show per la Sì. prima volta con papà, no? A Marostica sì. nell'apertura, Sì, è vero. dove tra l'altro fu una sorpresa pazzesca perché appunto non preannunciammo il fatto che ci fosse Zucchero, ma arrivò un po' a sorpresa e fu questa specie di carambata incredibile, Esatto. un'emozione in Piazza degli Scacchi, insomma qualcosa Poi abbiamo di rapito la meraviglioso. figlia, ce la siamo E tenuta. gli abbiamo detto, Dalmo grazie, teniamo le rene. Davvero grandissimo, un grande momento della storia italiana. Adesso parliamo invece di bellezza perché c'è la premiazione sul palco di Miss Chaos. Io darei la linea a Paolo Baruzzo. Va bene, sentiamo che succede. Grazie Irene, ciao! Ciao! Ciao.